Ciao ragazzi, niente, oggi ho deciso di farvi vedere come io faccio i piombi, ok? Questi. E niente, io i piombi non me li compro, riesco a procurarmi il piombo da vari amici, ok? Quindi me li autocostruisco. Niente, ho deciso di farvi vedere come faccio. Allora, innanzitutto serve un pentolino come questo, importante che abbia un piccolo invito qui, perché quando si butterà dentro lo stampo il piombo non uscirà da tutte le parti, insomma. Allora serve un piccolo invito. Quindi allora cosa serve? Questi gancetti che andranno, vi farò vedere adesso, abbiate pazienza, ma non ho nessuno che mi filma. Quindi andranno questi gancetti che vi farò vedere come li faccio io dopo. Vanno qua, e una volta messi qui, niente, ci va il suo stampo che bloccherà il tutto. Questi li spingiamo in dentro e qui andrà fissato con un morsetto, con qualcosa che tiene stretto il tutto, praticamente più o meno in questo modo, vedete? Ok, allora cosa vi serve? Beh, innanzitutto i stampi. Io, vedete, io ho diversi stampi in base ai grammi che a me interessa. Io uso di solito questi piombi a goccia, diciamo, ok? Questi stampi li trovate su Amazon, su questo sito. Io vi dico dove l'ho anche acquistati. Li ho acquistati da www.albocca.it, un bellissimo sito dove vendono tutte cose da pesca e hanno anche prezzi abbastanza contenuti, insomma. Quindi io ho preso un piccolo kit dove c'era l'acciaio inox, logicamente, perché in mare serve l'acciaio inox, assolutamente no fil di ferro, mi raccomando ragazzi. Niente, e stampi, filo, una piccola tronchesina per tagliare il filo. Nel kit io avevo anche questo che servirà per fare questi gancetti, ok, che adesso vi farò vedere, e basta. Allora ragazzi, prendiamo lo strumento che ci servirà per fare il gancetto. Quindi facciamo questa azione: mettiamo il fil di ferro qui, ferro di acciaio insomma qui, e lo accompagniamo e gli facciamo fare la curva così, vedete? Ecco, e già il grosso lo abbiamo fatto. Prendiamo la tronchesina, tagliamo, diamo una pinza come tipo questa che ha 200.000 anni, però il suo lavoro lo fa sempre, e io gli faccio questa pieghetta o in dentro o in fuori, come andate meglio, così, vedete, e l'altra così, ok, giusto perché quando andremo a colare il piombo dentro i stampi, questo, essendo piegate, non scivolerà fuori, ok, vedete, e andrà, vi faccio vedere, andrà giusto a bloccarsi qui, vedete? Questo è ancora un po' largo, lo stringiamo un po', così,
così e così. Io logicamente li avevo già preparati, ma ve li faccio vedere, insomma, anche perché di piombo ne ho molto da fare, quindi ecco. Una volta messi i gancetti andiamo a chiudere il tutto. Ecco, vedete, resterà, a volte resteranno così, voi bastate che li spingete un po'. Morsetto, come vi ho detto prima, anzi io il morsetto lo metto di lato così, perché dopo lo vado a stringere sulla morsa del tavolo da lavoro. Ok, una volta fatto il tutto, vi faccio vedere qui. Aspetta che sposto un po' di questi. Questa è la morsa, vedete, a me a volte scivolano i gancetti qui, e allora io ci metto questo spessore qui qua sotto e vado a stringere il tutto sulla morsa, così. Una volta fatto questo, basta solo colare il nostro piombo. Questi sono residui delle colate che ho fatto di piombi precedenti, quindi è tutto recuperabile. Il piombo va sciolto sempre, non più volte, non c'è un limite. Ok, quindi adesso andiamo ad aggiungere altro piombo, così, vedete, così, andiamo a accendere il nostro fuoco. Ragazzi, una cosa molto importante, queste cose si fanno sempre all'esterno, mi raccomando, per sciogliere il piombo, perché il piombo è molto tossico, ok, per l'essere umano. Quindi mi raccomando, attenzione a non respirare i gas che vedete, questi gas che sono molto tossici. Quindi ambiente molto all'aperto, cioè un ambiente aperto e molto lontani. Ogni tanto ci avviciniamo, guardiamo come ha preso il piombo, logicamente vedete si sta sciogliendo. Quando ci avviciniamo, almeno io faccio così, tratteniamo il respiro, logicamente, ok, giusto per evitare di respirare questi gas. Aspettiamo un altro po', il piombo sta molto velocemente, si scioglie molto velocemente. Ok, vedete. Aspettiamo un altro po' e dopo facciamo la colata. Altra cosa importante, ragazzi, io quando collo il piombo, vedete, tolgo queste impurità del piombo, vedete, perché sennò la colata viene male dopo. Questa cosa qui, vedete, e la butto su un altro pentolino. Una volta che siamo arrivati a questo livello, prendiamo il nostro pentolino e lo versiamo senza fare disastri come sto facendo io.
Ecco lì, la cosa importante ragazzi è che quando si fa la colata non facciamo questi disastri come ho fatto io perché comunque il piombo è bello caldo, ok? Quando facciamo la colata la facciamo solo una volta, cioè se noi finiamo il piombo, ok, non ci basta per farlo per l'ultimo piombo, non possiamo riscaldare altro piombo e rifare la colata, perché se no il piombo non si attacca con quello già raffreddato dentro lo stampo. Quindi una volta che apriremo il nostro stampo vedremo proprio che non si è attaccato bene all'altro piombo sciolto praticamente. Quindi mi raccomando, solo una colata veloce e stare attenti, insomma. Quindi una volta fatto questo potete benissimo, dopo pochi secondi, 30 secondi così, prendete il vostro stampo, ok, prendete il vostro stampo, abbiamo lo stampo, mi raccomando guanti in cuoio comunque e con un doppio guanto sotto, perché sennò vi scottate, perché i stampi restano belli caldi, mi raccomando ragazzi. Niente, io allargo un po' perché ho esagerato, vedete, allargando così si apre da solo, eccolo qua, vedete, eccoli qua, questi sono i nostri piombi, ok, li staccate, ok, questo è il risultato, vedete, il risultato di una bella stampa, di una bella colata unica, ok. Niente, li staccate tutti con calma, sempre con i guanti ragazzi, perché sono caldi, e logicamente più ne fate più i stampi diventano bollenti, quindi fate un po' con calma, insomma. Allora, a questo punto vedete c'è troppo materiale, c'è l'eccedenza qua di piombo, quindi cosa prendiamo? Prendiamo la nostra mitica tronchesina, andiamo qui senza paura e tagliamo, ok? Questo è il risultato. Per farlo tondeggiante anche la parte finale del piombo io uso un piccolo martello, vedete, così gli do un po' di botte e questo è il risultato, vedete. Ecco, questo è il nostro gancetto che avevamo messo all'inizio e questo è il nostro piombo, un bel piombo da 180, ok. Dopo io ho gli stampi anche logicamente più piccoli, ok, quindi però adesso vi ho fatto vedere gli stampi grandi, è lo stesso procedimento, non cambia nulla. Stampi più piccoli io uso comunque da un 50 o 90, e dopo gli stampi quelli più grossi che avete visto adesso, che è da 100, aspettate, sì, da 100 a 180, ok. Ecco, questo è il risultato comunque di piombi molto utili e costo praticamente zero, a parte questo che adesso non mi ricordo quanto ho pagato, mi sembra 4 euro, 5, cioè è andata avanti una vita. Quindi questo è il risultato e andrete a pescare con i vostri piombi a gratis, perché ne perderete molto, specialmente sulle zone dove ci sono molti scogli sul fondo. Qua nel Veneto non c'è molto questa problematica, però li perdiamo anche noi. Basta ragazzi, questo è il tutto. Spero che questo video, come gli altri che faccio e farò, vi sia utile e magari se vi interesserà, questo è un trittasarde costruito da me, logicamente avendo l'hobby del fai da te mi costruisco le cose. Quindi se vi è stato utile i nostri piombi da pesca e vi interessa o vi posso aiutare in qualche altro modo, iscrivetevi al mio canale, un mi piace come sempre,
e alla prossima. Ciao ragazzi.